Con sta pioggia e con sto vento? Chi è che bussa al mio convento? Con sti lampi e con sti tuoni? Chi è che rompe No, 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 no. Feeling free to live my life, free to roll the dice, free to go left or right. Lo devo confessare, quando mia moglie ha proposto questo anello, ho storto un po' il naso, ma una volta fatto mi sono dovuto ricredere. Questa è la storia di un sentiero dalle 1000 sorprese. Superate le case di Esemondi sopra si oltrepassa il ponte sul torrente Chiarzò e lì parcheggiamo l'auto. Via si parte! Lungo il percorso visiteremo il paese di Raveo, il bellissimo santuario della Madonna di Monte Castellano e punti panoramici che neanche noi immaginavamo così belli. Abbiamo la fortuna di incontrare lungo il percorso una bellissima farfalla, il Papilio macaon, in gergo macaone, in onore di un personaggio della mitologia greca, uno dei pretendenti di Elena, morto poi nella guerra per la conquista di Troia. Arriviamo in breve al paese di Raveo, famoso per i suoi biscotti, e ci fermiamo al bar da Beppi, dove la proprietaria, fra racconti e aneddoti, ci fa assaggiare dell'ottimo salame di casa. Siamo al Locanda? Locanda! Da Beppi. Da Beppi, dove la signora ci ha preparato un piattino con il salame eccezionale. Oltre a questo, la particolarità è che abbiamo questi tavoli con queste fessure qua che io ho chiesto cosa servono, e praticamente quando si giocava a carte, per avere il tavolo libero mettevano il bicchiere qua, lo mettevano, quindi c'è una cosa particolare storica. Un breve sguardo alla bacheca delle foto storiche, sempre belle e affascinanti, e via si riparte. Arriviamo così al santuario della Madonna di Monte Castellano, costruito agli inizi del XVII secolo. Un luogo così tranquillo e rilassante che ci invoglia a soffermarci più del tempo della semplice visita. Molto suggestivo, il dormitorio situato dietro la chiesa è fondato dai frati francescani, che lo utilizzarono fino al 1810. Questo sassolino non lo abbiamo fatto noi, ma l'abbiamo preso da dei piccoli artisti al rifugio Fornas. Come sempre, noi lo lasciamo qua, chi lo trova lo porta su un'altra vetta. E mentre Cristina valuta la teoria che camminando a gambero si fa meno fatica, raggiungiamo in breve il punto più panoramico del percorso. Il percorso è stato molto piacevole e rilassante lungo tutti i 18 km percorsi. Ricordatevi che l'ultimo tratto nel bosco è segnalato in bianco e verde. Non vi perderete, ma prestate molta attenzione. Come sempre, grazie a tutti, iscrivetevi al canale e ora via alla carta tabacco con tutti i dati tecnici. Zaino in spalla e alla prossima!